Si parla tanto, a ragione, del famoso brano Non poto reposare, come la più bella e famosa canzone d'amore sarda, una vera e propria icona musicale della Sardegna nel mondo, frutto della felice collaborazione tra il poeta Salvatore Sini e il musicista Giuseppe Raschel. Ma quasi mai si parla, o spesso viene trascurata, dell'altra bellissima canzone, In su Monte Gonare, altro grande capolavoro sempre di Sini Raschel. Come mai? Allora, nel luglio del 1915, l'avvocato poeta Salvatore Sini, sarulese di nascita e nuorese di adozione, scrisse i nostalgici versi di Adiosa, che messi poi in musica dal maestro Giuseppe Raschel divennero la celebre Non poto reposare. Un brano musicale diventato un vero e proprio mito della Sardegna nel mondo. Un mito che nel 2015 ha felicemente superato il traguardo del secolo di vita. Ma un altro importante traguardo si profila intanto sull'orizzonte della storia musicale sarda, sempre frutto della felice collaborazione Sini-Raschel. I 100 anni da quando infatti, sempre nel 1920, Salvatore Sini scrisse i versi dei Mutos, creando così il celebre brano che poi prese il nome di Il su Monte Gonare, con le varianti di Su Monte Ortobene e Su Monte di Bari. Messo in musica l'anno successivo, nel 21 luglio del 1921, sempre dal maestro Giuseppe Raschel. Un brano che a pieno titolo si può considerare una delle più belle canzoni d'amore della Sardegna nel mondo di tutti i tempi. Qualcuno a questo punto potrebbe obiettare che invece questo primato spetti alla canzone gemella, vale a dire Non poto reposare, ma qui ci tengo a puntualizzare che per quanto riguarda il Su Monte Gonare si parla di un brano preso dall'autentica tradizione sarda. Il maestro Giuseppe Raschel si rifece infatti ai tradizionali Mutos, da lui musicati in tema melodico barbaricino, mentre invece per quanto riguarda Non poto reposare, Giuseppe Raschel compose espressamente la musica, quindi in questo caso bisogna parlare di musica scritta, cioè di musica d'autore. Ora ascoltiamo il Su Monte Gonare in una rivisitazione storica del 1966, quella del coro Barbagia di Nuoro, diretto dal maestro Banni Duluiu, con la insuperabile voce del grande tenore Giuseppe Tanchis, lo stesso che sempre nel 1966 per primo portò al grande successo anche Non poto reposare.